Nel cuore del Mediterraneo, dove il mare si confonde con la leggenda e le banchine portuali diventano teatri di attesa e stupore, sorge la città di Cagliari, capitale della Sardegna. In questa cornice antica e moderna, capita talvolta di assistere a un evento che trascende la quotidianità e che riesce a far vibrare l'anima di chi osserva. È l'arrivo dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana, universalmente riconosciuta come la più bella del mondo. Ogni visita dell'Amerigo Vespucci in Sardegna, e in particolare a Cagliari, non è mai solo una tappa tecnica o una formalità. È un ritorno carico di memoria, uno scambio simbolico tra l'isola e l'Italia tutta, tra passato e futuro, tra la solidità del legno e la leggerezza del vento. In questa descrizione in stile documentario, esploreremo non solo le visite storiche della nave in terra sarda, ma soprattutto la storia profonda di questa straordinaria imbarcazione, dalla sua costruzione all'eredità culturale che porta con sé. L'Amerigo Vespucci fu concepita non come una semplice nave, ma come un monumento vivente alla tradizione navale italiana. Nei primi anni del Novecento, in un'Italia che stava cercando di affermare la propria identità marittima anche a livello internazionale, nacque l'idea di costruire una nave scuola ispirata alle linee classiche delle fregate a vela del XIX secolo. L'obiettivo era duplice: formare gli allievi ufficiali della Marina in modo tradizionale, al tempo stesso rappresentare l'Italia nel mondo con eleganza, prestigio e bellezza. Il progetto fu affidato all'ingegner Francesco Rotundi, all'epoca tenente colonnello del Genio Navale, che si ispirò ai modelli storici ma introdusse elementi tecnici innovativi per l'epoca. La costruzione ebbe luogo presso i cantieri navali di Castellammare di Stabia, in Campania. Dopo circa 2 anni di lavori, la nave venne varata il 22 febbraio 1931, sotto il nome che sarebbe diventato sinonimo di perfezione nautica, Amerigo Vespucci. Con i suoi 101 metri di lunghezza, un albero maestro alto oltre 50 metri, una superficie velica di circa 2600 metri quadrati e un dislocamento a pieno carico di oltre 4100 tonnellate, l'Amerigo Vespucci non è solo un prodigio estetico, ma anche una macchina formativa perfettamente funzionante. Ancora oggi, a quasi un secolo dal varo, la nave naviga secondo i principi della tradizione marinaresca, integrando strumenti di ultima generazione per la sicurezza e la comunicazione. La propulsione principale resta la vela, anche se è presente un motore ausiliario diesel, utilizzato solo in casi particolari. Questo permette agli allievi ufficiali di apprendere realmente la dura disciplina del mare, la gestione del vento, il lavoro di squadra e la coordinazione necessaria per manovrare un colosso del genere senza l'ausilio delle tecnologie moderne. Dare il nome di Amerigo Vespucci a una nave destinata alla formazione e alla rappresentanza non fu una scelta casuale. Vespucci, fiorentino di nascita, fu un esploratore, navigatore e cartografo vissuto tra il XV e il XVI secolo. A lui si deve la comprensione, chiara e documentata, che le terre scoperte da Cristoforo Colombo non appartenevano all'Asia, ma facevano parte di un continente completamente nuovo, il Nuovo Mondo. Fu proprio in suo onore che il cartografo Martin Waldseemüller, nel 1507, propose il nome America per designare quelle terre sconosciute. Amerigo Vespucci rappresenta dunque non solo la figura dell'esploratore, ma anche quella dell'intellettuale, dell'uomo che sa osservare, analizzare e trarre conclusioni. Simboleggia la curiosità e il rigore, la scienza al servizio dell'avventura. Dare il suo nome a una nave scuola fu un modo per legare idealmente ogni marinaio, ogni ufficiale in formazione, a quell'ideale di conoscenza e scoperta. Fin dal suo primo viaggio, avvenuto nel giugno del 1931, la nave Amerigo Vespucci è stata destinata alla formazione degli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno. Ogni estate, centinaia di giovani intraprendono a bordo un'esperienza unica, che non si limita all'apprendimento teorico della navigazione. Vivere sul Vespucci significa immergersi in una cultura della disciplina, della solidarietà, della fatica condivisa. Le giornate a bordo sono scandite da ritmi precisi, turni di guardia, manovre veliche, lezioni, esercitazioni pratiche. Ma c'è anche spazio per l'osservazione, per il contatto diretto con i porti di tutto il mondo, per l'incontro con culture differenti. Il Vespucci, nel suo lungo percorso, ha toccato centinaia di porti nei 5 continenti,
portando con sé un messaggio di pace, di cooperazione, di fratellanza tra i popoli. Il motto della nave, non chi comincia, ma quel che persevera, sintetizza alla perfezione lo spirito del Vespucci. Non basta salpare, occorre essere costanti, affrontare le tempeste, superare i propri limiti. E proprio in questo, l'esperienza sul Vespucci si trasforma in una scuola di vita, oltre che di mare. Nel corso della sua lunga carriera, l'Amerigo Vespucci non ha soltanto formato generazioni di marinai, è diventato un vero e proprio ambasciatore galleggiante dell'Italia, della sua cultura, della sua arte navale e del suo stile. Ovunque la nave approdi, suscita meraviglia. I suoi pennoni svettano tra i grattacieli e i moli industriali, riportando un pezzo di Ottocento in un mondo digitale. Durante le visite nei porti stranieri, la nave è spesso aperta al pubblico. Decine di migliaia di visitatori salgono a bordo, attratti dalla bellezza dei legni lucidi, delle vele piegate con cura maniacale, dalla perfezione delle manovre eseguite dall'equipaggio. Ma il Vespucci è anche sede di incontri istituzionali, di eventi diplomatici, di concerti e mostre. È un luogo di cultura itinerante, un'estensione mobile dell'identità italiana. Non a caso, nel 2023, l'Amerigo Vespucci ha intrapreso il Giro del Mondo, una campagna straordinaria per celebrare i suoi oltre 90 anni di vita. La nave ha raggiunto l'America Latina, gli Stati Uniti, l'Australia, l'Asia, prima di fare ritorno in Europa. Ogni scalo è stato un tributo alla storia e alla bellezza, ma anche un momento di profonda connessione tra il mare e la terra. Ogni volta che l'Amerigo Vespucci entra nel porto di Cagliari, la città si trasforma. I cittadini si riversano lungo il molo Icnusa, le famiglie accorrono in massa, i turisti si uniscono ai curiosi e le istituzioni si preparano ad accogliere un evento che va ben oltre la semplice sosta navale. È una scena che si ripete da decenni, eppure ogni volta è nuova, ogni volta è straordinaria. Il Vespucci ha visitato Cagliari in diverse occasioni nel corso della sua storia. Le sue apparizioni nel Golfo degli Angeli sono sempre accolte con entusiasmo, come se quella nave rappresentasse una sorta di legame ancestrale tra la Sardegna e il mare aperto, tra la tradizione e l'orizzonte. I giornali locali titolano "Ritorna la più bella del mondo", le televisioni trasmettono in diretta il momento dell'attracco, le scuole organizzano gite per far salire a bordo gli studenti. Il Vespucci diventa evento, patrimonio condiviso, racconto vivo. Tra le tappe più significative si ricordano quelle del 1989, 2007, 2012, 2019 e del recente 2023, nel contesto del Giro del Mondo celebrativo per i suoi 92 anni. La nave ha ospitato migliaia di visitatori, tra cui autorità civili e religiose, rappresentanti della Marina, appassionati di nautica, fotografi, storici e soprattutto tantissimi cittadini comuni. La lunga fila che si forma ogni giorno per accedere alla nave è l'indice più chiaro dell'amore che i sardi, e i cagliaritani in particolare, nutrono per questo simbolo. La scelta di attraccare nel porto di Cagliari non è casuale. Questo scalo, tra i più importanti del Mediterraneo occidentale, offre non solo la profondità necessaria per ospitare grandi velieri come il Vespucci, ma anche una cornice paesaggistica suggestiva. La nave, incorniciata dalla luce calda del tramonto sardo e dal profilo storico della città vecchia, diventa protagonista di una cartolina vivente. Il molo Icnusa e la banchina del porto storico offrono spazi adeguati per cerimonie pubbliche, eventi culturali, concerti in onore della Marina Militare. Durante le visite del Vespucci si organizzano esposizioni sulla storia navale, mostre fotografiche, incontri con gli ufficiali e proiezioni video sulla vita di bordo. Non mancano i momenti solenni, come le cerimonie dell'alzabandiera, che commuovono anche chi non ha mai solcato il mare. La città risponde con partecipazione. Le autorità comunali, la Regione Sardegna, la Capitaneria di Porto e le associazioni marinare locali si uniscono per rendere ogni tappa memorabile. La nave è vista non solo come ospite d'onore, ma come parte integrante della città, come se fosse tornata a casa. La Sardegna, pur essendo geograficamente un'isola, ha spesso vissuto un rapporto ambivalente con il mare. Da una parte, esso è stato fonte di connessione e commercio, dall'altra di isolamento e difesa. La presenza dell'Amerigo Vespucci rompe questa dicotomia. Il mare non è più solo confine, ma ponte.
La nave rappresenta una Sardegna proiettata verso il mondo, orgogliosa delle proprie radici ma pronta al dialogo internazionale. Le giovani generazioni sarde, salendo a bordo del Vespucci, scoprono una visione del mare diversa, non luogo di separazione, ma di apertura. Osservano il lavoro di squadra, la complessità delle manovre, la vita spartana ma intensa degli ufficiali e degli allievi. Alcuni di loro, colpiti da quell'esperienza, scelgono poi la carriera militare o nautica. Il Vespucci, dunque, lascia un segno tangibile non solo nei ricordi, ma anche nei destini. In molte occasioni, la nave ha accolto a bordo anche giovani sardi selezionati come ospiti temporanei durante le crociere. Alcuni hanno partecipato alle manovre, imparato i rudimenti della navigazione a vela, condiviso la vita con l'equipaggio. È un'esperienza che segna, che educa, che apre prospettive. La visita dell'Amerigo Vespucci a Cagliari è anche un momento di riflessione culturale. Si organizzano incontri con storici della navigazione, presentazioni di libri, testimonianze di ex marinai. Le scuole vengono coinvolte in progetti didattici dedicati al mare, alla tradizione navale italiana, alla figura di Vespucci esploratore. La nave diventa pretesto per raccontare l'Italia, raccontare la Sardegna, raccontare la storia dei collegamenti, delle migrazioni, dei porti. Gli eventi a bordo si intrecciano con la vita cittadina. Alcune edizioni hanno visto il coinvolgimento del Conservatorio di Cagliari per concerti dal vivo sul ponte, mentre artisti locali hanno donato opere ispirate alla nave. Il Vespucci ha inoltre collaborato con le università sarde per progetti di ricerca storica e documentazione. Alcuni studiosi hanno analizzato i rapporti tra le navi scuola e le identità regionali, mostrando come, nel caso della Sardegna, esista un legame emotivo particolarmente profondo, legato anche all'importanza storica dei porti sardi come luoghi di scambio e contatto culturale. L'Amerigo Vespucci è molto più di una semplice nave scuola, è un vero e proprio simbolo nazionale, un emblema riconosciuto dell'Italia nel mondo. La sua eleganza classica e la sua maestosità ne fanno un'icona che trascende il tempo e le mode, un richiamo all'orgoglio della tradizione marinara italiana. Ogni dettaglio, dalla prua decorata con figure intagliate a mano, agli alberi imponenti, alle vele candide e possenti, racconta una storia di arte, abilità e dedizione. Il Vespucci richiama l'attenzione di chiunque lo veda, creando un ponte emotivo che collega passato e presente, mare e terra, uomini e cultura. In Italia, la nave è celebrata non solo dalla Marina Militare, ma da tutta la popolazione, dai marinai ai civili, dagli appassionati di storia navale agli studenti. Le immagini del Vespucci sono utilizzate in musei, pubblicazioni, eventi culturali e spesso fanno da sfondo a cerimonie importanti legate alla difesa e all'identità nazionale. Oltre a essere una scuola e un simbolo, l'Amerigo Vespucci svolge un ruolo cruciale nella diplomazia navale. In un mondo globalizzato, la diplomazia del mare rappresenta uno strumento di dialogo pacifico tra le nazioni e il Vespucci è uno dei suoi protagonisti più eleganti. Quando la nave attracca in porti stranieri, porta con sé non solo il tricolore italiano, ma anche un messaggio di pace, collaborazione e scambio culturale. Le visite ufficiali includono incontri con rappresentanti locali, scambi culturali e momenti di condivisione storica. Questi eventi aiutano a costruire ponti tra popoli e a rafforzare rapporti bilaterali. In alcuni casi, il Vespucci ha partecipato a regate internazionali e raduni di velieri storici, eventi in cui le nazioni mostrano il loro orgoglio navale e condividono tradizioni secolari. La partecipazione del Vespucci a queste manifestazioni è sempre accolta con grande rispetto e ammirazione. Pur essendo un simbolo della tradizione navale ottocentesca, l'Amerigo Vespucci non è rimasta ferma nel tempo. La manutenzione costante e gli aggiornamenti tecnici ne garantiscono la sicurezza e l'efficienza, mantenendo però inalterata la sua anima classica. Nel cuore del Mediterraneo, nella splendida cornice del porto di Cagliari, si è svolto un incontro straordinario tra due simboli dell'eccellenza navale italiana: l'Amerigo Vespucci, maestosa nave scuola della Marina Militare, e Luna Rossa, l'imbarcazione da regata che ha reso l'Italia protagonista nei mari del mondo. Un momento ricco di emozione, dove tradizione e innovazione si sono incontrate sotto il sole della Sardegna, celebrando la passione per il mare, la tecnologia e l'orgoglio nazionale. Questo storico incrocio tra due leggende del mare ha regalato al pubblico uno spettacolo unico, tra vele gonfie di vento e storie di navigazione che continuano a ispirare intere generazioni. Salire a bordo dell'Amerigo Vespucci non è soltanto un'esperienza tecnica o formativa, ma un momento di profonda emozione. Molti allievi raccontano di aver vissuto un percorso che ha cambiato la loro percezione del mare,
del lavoro di squadra e della vita stessa. La nave diventa un ambiente quasi familiare, dove si impara a conoscere se stessi e gli altri sotto la pressione delle difficoltà. La vita a bordo richiede disciplina, ma anche fiducia e solidarietà. È un microcosmo sociale, dove ogni ruolo è fondamentale e ogni gesto ha un significato. Gli allievi sviluppano un senso di responsabilità che li accompagnerà per tutta la vita. Molti di loro conservano ricordi indelebili delle crociere, delle notti trascorse a scrutare le stelle, delle tempeste affrontate insieme, delle cerimonie solenni e dei momenti di festa. La nostalgia per il Vespucci è comune anche dopo anni di distanza, testimoniando il forte legame emotivo con questa nave. Diversi ufficiali e allievi ex studenti hanno condiviso le loro esperienze, sottolineando come il Vespucci abbia rappresentato per loro una scuola di vita più che un semplice addestramento. Il capitano Luigi Rossi, nome fittizio per motivi esemplificativi, che ha comandato la nave per diversi anni, ricorda: il Vespucci è una sfida quotidiana, ma anche una grande famiglia. Vedere i giovani crescere, affrontare il mare con coraggio e determinazione, è ciò che dà senso al nostro lavoro. L'ammiraglio Maria Bianchi, sempre nome esemplificativo, ex allieva e ora alto ufficiale, racconta: la disciplina e l'orgoglio che si respirano a bordo sono un patrimonio unico. Ho imparato cosa significa essere parte di qualcosa di più grande, di una tradizione che va avanti da decenni. Molti ex studenti hanno ricordato anche i momenti di sosta a Cagliari come particolarmente significativi. Il calore della città, l'accoglienza delle famiglie, la bellezza del Golfo degli Angeli hanno arricchito il loro viaggio, creando un legame speciale con la Sardegna. Guardando avanti, l'Amerigo Vespucci dovrà affrontare nuove sfide. Il contesto geopolitico, le esigenze tecnologiche, le dinamiche sociali sono in continua evoluzione. La nave scuola dovrà continuare a innovare, mantenendo però intatto il proprio spirito e la propria funzione educativa. Sono in programma ulteriori lavori di restauro per preservare il legno e le strutture portanti, mantenendo alta la qualità della vita a bordo e garantendo sicurezza e comfort per l'equipaggio e gli allievi. L'obiettivo è quello di mantenere il Vespucci come un simbolo vivo, capace di adattarsi alle nuove esigenze senza perdere la propria identità storica. La formazione degli ufficiali della Marina Militare Italiana passa ancora oggi, in gran parte, attraverso l'esperienza unica che solo una nave come questa può offrire. La promozione del Vespucci come patrimonio culturale e turistico continuerà a essere fondamentale, soprattutto nelle visite a porti come Cagliari, dove il rapporto con la comunità locale è ormai consolidato.